Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di intesa sull'autonomia differenziata, ci permetterà di ottenere maggiori competenze in materia di tutela della salute con l'eliminazione dei silos, quindi la possibilità di investire i risparmi che vengono effettuati da regioni virtuose, ovviamente a servizio della sanità pubblica in favore dei cittadini, migliori competenze per quanto riguarda l'ammodernamento tecnologico delle nostre strutture, la possibilità di includere i fondi integrativi sanitari all'interno della spesa sanitaria. In una regione come la mia, il Veneto, questo equivale a oltre 300 milioni di euro di possibilità di spesa in favore dei nostri cittadini. Oltre a questo, 3 materie non LEP, quello della protezione civile con la possibilità di emanare ordinanze in deroga, la possibilità che il Presidente di Regione si assuma una responsabilità in più, quella di essere il commissario per quanto riguarda le emergenze di carattere nazionale. D'altra parte l'autonomia chiede proprio questo, assumerci una responsabilità in più, e fa specie che qualche volta in questo paese chi vuole assumersi una responsabilità in più venga ostacolato. Oltre a questo, tema delle professioni, con la possibilità ovviamente di aggiornare gli elenchi, di poter prevedere nuove categorie professionali. In Veneto oltre 20.000 operatori economici non sono coperti da un inquadramento giuridico, e, cosa non di poco conto, la previdenza complementare integrativa, che rappresenta una delle pietre più importanti che andremo ovviamente a provare grazie proprio all'autonomia differenziata, che ci permette di fare dei passi in avanti per quanto riguarda anche il welfare aziendale. Ricordiamo che anche il tema della previdenza complementare integrativa rappresenta per la Regione un elemento importante che sarà parte integrante, sarà parte negoziale anche per quanto riguarda i contratti dei propri dipendenti, ma soprattutto dei dipendenti del servizio sanitario regionale. Questo potrà, in qualche maniera incidere